Eccoci con Tommaso Migliorin, capitano della Volley Schio. Sconfitto è vero 2-0 da Pallavolo Padova nella finale Under 13, 3x3 qua a Zanè nelle finali regionali, però una grande esperienza intanto. Molto divertente questo 3x3, abbiamo perso contro una squadra che meritava di vincere, sbagliava poco, erano molto tecnici, infatti questo 3x3 può solo aiutarci a diventare più tecnici e imparare un nuovo tipo di pallavolo diverso dal 6x6. Questa esperienza nuova del 3x3, il primo anno, come l'avete vissuta voi? È stato molto bello, interessante, strano le prime volte perché abituati a 6x6 è un po' disorientante, però va bene lo stesso. Qual è stata la cosa più strana del 3x3? È stata più strana, i palloni leggeri e il campo corto. È stato un problema o siete riusciti ad adattarvi subito? All'inizio è stato un po' un problema perché dovevamo ambientarci, però dopo alla fine è andato tutto bene, quindi siamo contenti. Allora, la finale regionale è già un'emozione, adesso si va a Roma però per le finali nazionali. Infatti siamo contentissimi di questo risultato e siamo pronti ad andare a Roma. Che cosa ti porterai nella valigia di questa finale a Roma? Di sicuro la gioia di vedere le altre squadre vincere e impegnarsi e anche la gioia di essere arrivati in secondi in regione. Allora grazie a Tommaso e in bocca al lupo per Roma. Grazie.